con i nuovi limiti al 2030, se fossero applicati oggi, non avremo nessuna delle città di pianura dentro questi limiti. Vale per il PM10 e vale per il PM2,5, dove si salverebbero di nuovo solo Belluno, ma anche Rovigo. Belluno sarebbe l'unica provincia che si salverebbe con i parametri 2030 consigliati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre al 2040 gli inquinanti. I dati del nuovo report di Legambiente Maldaria di Città riportano luci ed ombre dell'inquinamento atmosferico nelle città venete. I dati infatti confermano i miglioramenti della qualità dell'aria nel territorio regionale, ma l'obiettivo di un'aria più pulita resta ancora lontano. Nel 2025 sono 3 le città venete che hanno superato il limite di legge dei 35 giorni di sforamento delle polveri sottili PM10, in testa Verona, seguita da Rovigo e Venezia. Padova, Treviso e Vicenza per la prima volta da oltre un ventennio rientrano nei limiti di legge per quanto riguarda il PM10, ma sono le polveri ultrasottili PM2,5 che bocciano Padova e Vicenza. Dunque Belluno, anche grazie alla sua posizione geografica, conferma anche quest'anno la buona qualità dell'aria. Per il futuro, però, serve un nuovo piano regionale aria che recepisca la nuova direttiva europea per adeguare i limiti normativi. C'è una cosa da fare prima di tutto, che è mettere le risorse, perché altrimenti gli interventi non si possono fare. E purtroppo invece questo è stato tagliato, ridotto da parte del governo con l'ultima legge finanziaria. Noi l'abbiamo già detto a inizio dell'anno e durante la discussione a fine 2025, chiedendo al governo che rispettasse quanto le regioni della pianura padana chiedono, cioè di avere un trattamento che li consideri come aree soggette a grave presenza di inquinanti per poter avere risorse che erano state in passato assegnate e che invece inspiegabilmente sono state tagliate drasticamente da parte del governo. Si parla di almeno 75% mediamente nei prossimi 3 anni tagliati alle regioni del nord, tra cui il Veneto.